Apriamo ufficialmente la nuova puntata di Aspettando i Penalty Awards. Ci troviamo proprio nel cuore di Palma di Montechiaro. Alle mie spalle trovate una delle attrazioni più importanti di questa bellissima cittadina agrigentina, la straordinaria scalinata, e proprio per onorare questa bellissima Palma di Montechiaro subito la clip iniziale. Il paesaggio stentava tutte le proprie bellezze. Sotto il lievito del forte sole, ogni cosa sembrava priva di peso. E il sole si rivelava come l'autentico sovrano della Sicilia. Il lamento delle cicale riempiva il cielo. Era come il rantolo della Sicilia arsa, che alla fine di agosto aspetta invano la pioggia. Si erano valicate fiumare integralmente asciutte, mai un albero, mai una goccia d'acqua, ma il principe era rallegrato dalla prospettiva di giungere presto alla sua donna fugata prediletta. E l'ultimo tratto del percorso appariva breve. Mai era stato tanto contento di andare a passare 3 mesi a Donna Fugata, quanto lo era adesso in questa fine di agosto 1860. Donna Fugata era ormai vicina con il suo palazzo, con i ricordi dei suoi antenati santi, con l'impressione che essa dava di perennità dell'infanzia. Anche la gente là era simpatica, devota e semplice. Il monastero era soggetto ad una rigida regola di clausura e l'ingresso ne era sbarrato agli uomini. Appunto per questo Don Fabrizio era particolarmente lieto di visitarlo, perché per lui, discendente diretto della fondatrice, la esclusione non vigeva. In quel luogo tutto gli piaceva, cominciando dall'umiltà del parlatorio rozzo con la sua volta botte centrata dal gattopardo, con le duplici grate per le conversazioni, con la piccola ruota di legno per far entrare e uscire i messaggi, con la porta ben squadrata che il re e lui, soli maschi al mondo, potevano lecitamente varcare. Gli piaceva l'aspetto delle suore, con la loro larga bavetta di candidissimo lino a picoline minute, spiccante sulla rude tonaca nera. Gli piacevano i mandorlati che le monache confezionavano su ricette centenarie, e gli piaceva ascoltare l'uffizio nel coro. E subito dopo le campane della chiesa madre, avvertite da qualche monello in vedetta, riempirono l'aria di baccano festoso. Grazie a Dio, mi sembra che tutto sia come al solito, pensò il principe. Non c'è da dire, tutto è come prima. Meglio di prima, anzi.
palazzo Salina era attiguo alla chiesa madre. La sua breve facciata con 7 balconi sulla piazza non lasciava supporre la sua smisuratezza. Erano fabbricati di stili differenti, armoniosamente uniti intorno a 3 vasti cortili e terminanti in un ampio giardino tutto cintato. Il giardino era disegnato su un piano più basso della casa con i viali bordati di siepi. Il sole già calava i suoi raggi. Smessa la prepotenza, illuminavano di luce cortese le araucarie, i pini, i robusti lecci che facevano la gloria del posto. Il viale principale scendeva lento fra alte siepi e da in fondo si udiva la dolce pioggia degli zampilli che ricadevano nella fontana di Anfitrite. Don Fabrizio si diresse svelto, avido di rivedere. Don Fabrizio si fermò, guardò, ricordò, rimpianse, rimase a lungo. In cima al monte apparve l'aspetto vero della Sicilia, quello nei cui riguardi città barocche ed aranceti non sono che fronzoli trascurabili. L'aspetto di un'aridità ondulante all'infinito, in groppa sopra groppe, un mare che si fosse pietrificato in un attimo in cui un cambiamento di vento avesse reso dementi le onde. Donna fugata, rannicchiata, si nascondeva in una piega anonima del terreno e non si vedeva un'anima. Oltre le colline, da una parte, la macchia indaco del mare, ancor più duro e infecondo della terra. Ad un tratto si fece largo una giovane signora. Era lei. Giunta faccia a faccia con lui, sollevò il velo. E così, pudica, ma pronta ad essere posseduta, gli apparve più bella di come mai l'avesse intravista negli spazi stellari. Il fragore del mare si placò del tutto. In un'atmosfera magica, nel cuore del centro storico di Palma di Montechiaro, nella splendida provincia agrigentina, l'evento intriso di storia, cultura, tradizione. Nella scalinata storica della Chiesa Madre, tra i palazzi gattopardiani raccontati da Tomasi di Lampedusa, la manifestazione che sa di arte e spettacolo. Premio internazionale Donna Fugata, prima edizione.
Con il patrocinio del Comune di Palma di Montechiaro e la collaborazione dell'Istituzione Tomasi di Lampedusa, l'evento, con la partecipazione straordinaria di personaggi legati al mondo del teatro, dello sport, della musica, della danza e della televisione. Premio internazionale Donna Fugata, prima edizione. Venerdì 6 agosto dalle ore 21 con ingresso libero contingentato presso la scalinata della Chiesa Madre di Palma di Montechiaro. Tra le bellezze di una location unica e sontuosa, le emozioni uniche di un premio internazionale unico ed esclusivo. Presentano Ettore Tortorici e Nadia Contino. Siamo con Letizia Pace, presidentessa dell'istituzione Tomasi di Lampedusa di Palma di Montechiaro, presente qui per intanto raccontarci come nasce il progetto dell'istituzione e poi soprattutto il piacere anche di coordinare una parte anche dell'evento del premio internazionale Donna Fugata. Salve Presidentessa, allora da dove nasce intanto l'idea di questa istituzione legata a questo territorio straordinario? L'istituzione nasce per un'esigenza proprio di rivalutare il nostro territorio, sia dal punto di vista storico, letterario, artistico, perché la nostra è una bellissima terra. Poter ricordare che Giuseppe Tomasi di Lampedusa, per finire il proprio libro, il bestseller per eccellenza, è venuto a Palma, al monastero delle Benedettine. E qui ha avuto l'ultima, da questa quindi visita avvenuta a Palma, ha finito la sua opera. Per cui per noi questo è un po' vi appartiene. L'appartenenza, ecco, l'appartenenza a Giuseppe Tomasi, poi le nostre radici, alla famiglia Tomasi che ci legano alla famiglia Tomasi naturalmente, per volere e per non dimenticare. Ecco. Quindi un'istituzione che lega la tradizione, la cultura ed il passato in una modernità attuale. Sì, perché come si affronta il futuro, come si vive il presente se non c'è la storia, il nostro passato. Noi abbiamo bisogno di affondare le nostre radici per una prospettiva, per una migliore prospettiva per i giovani, per noi stessi, perché senza storia non c'è futuro. Mi piace il fatto che lei abbia introdotto la parola giovani, perché spesso e volentieri i giovani dimenticano il passato e le tradizioni. Allora l'idea di un'istituzione, di una valorizzazione del territorio anche attraverso un'istituzione oppure un premio, chiaramente alimenta la voglia di conoscenza da parte dei giovani. Senz'altro, infatti tra i tanti progetti che l'istituzione si propone c'è pure quello di coinvolgere i giovani, i ragazzi e quindi istituire proprio nelle scuole un premio letterario per i ragazzi, i giovani, in modo da farli partecipare attivamente e avranno così anche modo di studiare e di rispolverare un po' la nostra storia. Assolutamente, una storia che sarà ricalcata nell'evento di giorno 6 sì, in uno scenario straordinario della meravigliosa scalinata della Chiesa Madre, sì, all'interno del premio Tomasi di Lampedusa, dove la modernità abbraccerà il passato. Sì, senz'altro, perché il premio Donna Fugata appunto è il legame con la nostra storia, già il nome stesso ce lo dice. Questo è il primo passo, diciamo, perché poi ce ne saranno tanti altri. Sarà istituito un premio, stiamo già organizzando, ci stiamo già lavorando per un premio. Vediamo un po', potrebbe essere scientifico, letterario, di saggistica, quindi porteremo a Palma ancora una volta dei personaggi importanti, dare ancora lustro al nostro paese e poter far parlare di noi in bene, perché di questo si tratta. Noi, Palma di Montechiaro, deve avere una risonanza
per le cose belle. Tra l'altro sottolineiamo che, a parte giustamente l'idea di un progetto legato all'evento in questo caso, anche la valorizzazione del territorio con questa straordinaria, soprattutto voglia da parte anche dell'amministrazione di rivalutare, quindi riorganizzare una Palma che probabilmente spesso e volentieri era legata ad altri fatti. Sì, sicuramente, infatti questa amministrazione ci sta lavorando, abbiamo già ottenuto dei buoni risultati, degli ottimi frutti devo dire, perché Palma deve fare parlare di sé per la bellezza, per le bellissime coste che abbiamo, per i monumenti, il monastero delle Benedettine, la chiesa madre, i siti archeologici e tant'altro che abbiamo, che magari neanche si conoscono, e quindi ecco, mettere anche a disposizione degli altri, chiaro. perché la cultura non deve essere un patrimonio personale, Deve essere per tutti. La cultura deve essere di tutti. È vero. Perché la cultura non ha un linguaggio solo per pochi eletti, e quindi deve essere proprio alla portata di tutti, perché dalla cultura poi nasce l'essere umano, quindi un essere più perfezionato sicuramente, e a questo mi rivolgo sempre alle nuove generazioni. Beh, l'evoluzione ci serve anche per giovani, questo, certo. Altrimenti restiamo fermi e non superiamo mai i nostri limiti. Assolutamente. Tra l'altro l'istituzione Tomasi di Lampedusa è un perno anche del Premio Internazionale Donna Fugata. Ecco, lei adesso, in qualità del suo ruolo di presidentessa, ci lanci l'invito a venire tutti a Palma e gustare l'evento e gustare anche Palma. Sicuramente, intanto Palma, la Palma tomasiana è molto legata alla Sicilia del feudo, quindi Palma, venendo a Palma e quindi ritrovando tutti questi posti tomasiani, i luoghi tomasiani, fare le passeggiate, respirare già quest'aria, immergerci nell'atmosfera tomasiana e nel premio Donna Fugata, quale migliore occasione per venirci a trovare e venire a Palma il 6 agosto, e noi saremo ben felici di accogliere tutti indistintamente, perché il popolo palmese è aperto a tutti. Noi siamo ospitali, molto ospitali, e vi aspettiamo. È una cartolina fatta col cuore. Complimenti, presidentessa. Grazie, parlo sempre col cuore. È l'evento sportivo più atteso, la manifestazione più importante del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards 2021, 8ª edizione. Anche per quest'anno ritorna l'appuntamento con il galà sportivo più coinvolgente della Sicilia. Tutti gli addetti ai lavori ed inoltre giornalisti, personaggi della cultura, dello spettacolo e della televisione vi aspettano nella meravigliosa location del cortile interno del Palazzo Ducale del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, a Palma di Montechiaro ad Agrigento, dal cuore della Sicilia, tra le profumate ginestre e lo splendido azzurro spicchio del mare Mediterraneo. Penalty Awards 2021, 8ª edizione, sabato 7 agosto alle ore 18 con ingresso libero contingentato. Palazzo Ducale del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, Palma di Montechiaro, Agrigento. Presenta Ettore Tortorici. Adesso è la volta di una clip dedicata interamente ai vincitori dei premi speciali di questa 8ª edizione dei Penalty Awards 2021. Lo studio legale Favare Associati, ne dice niente? Mi chiamo Ornella Giusto, sono nata a Catania, quindi sono siciliana, vivo a Roma da 26 anni e da 3 anni a questa parte che la mia vita si divide tra la Sicilia, quindi tra Catania, Roma eccetera, per vari motivi anche di lavoro. Non avrei mai immaginato di fare l'attrice, ecco, di decidere un giorno così della mia vita, tutto è nato in maniera graduale. Ho deciso di frequentare la scuola di recitazione non tanto perché volevo fare l'attrice, ma perché penso che il teatro, oggi posso dire, mi abbia aiutata a superare dei traumi, delle cose che io ho vissuto quando ero ragazzina, quindi mi ha sbloccata, ecco.
Il teatro è riuscito, o i miei maestri sono riusciti a far partorire quelle verità, quel qualcosa che forse io non conoscevo, ecco, inconsapevole di tante cose, un dare e ricevere senza pretendere, ecco. Sono in viaggio, alla ricerca di verità nude. Ci vuole coraggio per amare la poesia. E così, a una certa ora, nella mia anima, accanto alla finestra, arriva un canto. Lo scoraggiamento è come l'inverno, ma dopo l'inverno ritorna la primavera. A seconda delle annate, essa viene più o meno presto, talvolta viene molto tardi. Lo sport dei professionisti è assolutamente importante, ma lo sport praticato dai bambini come dagli anziani, anche dagli anziani, è estremamente importante. Andrebbe raccontato molto più di quanto non stiamo facendo tutti quanti come media, e va raccontato perché fa parte della nostra cultura, dovrebbe fare parte della nostra cultura, e pensare ad un paese che si siede e che non si muove poi è una rappresentazione figurata di un paese che non si muove anche per altre cose. Dopo 20-25 anni di interviste ai grandissimi campioni a parlare delle stesse cose, un cambio totale, una sterzata serve per rendersi più freschi. La strada l'ho fatta consumando 1000 suole, se devo ringraziare qualcuno penso a quelle. Di saluti invece ne ho da fare tanti dopo 40 anni. Saluto le centinaia di compagni di viaggio che mi hanno aiutato a raccontare storie, persone, fatti in Italia e in ogni parte del mondo, accendendo un microfono, una telecamera, una luce, consentendomi di parlare con milioni di telespettatori. Saluto tutti quei tecnici, impiegati, colleghi che sotto la pioggia, al freddo di uno stadio, sotto il sole cocente, in uno studio televisivo, in redazione, hanno dato il meglio in nome di un lavoro entusiasmante e prezioso. Ci sarò anch'io. Catania è una piazza un po' particolare, difficile, da qualche anno si spera di risalire in un calcio un po' più importante, purtroppo non si riesce, hai l'obbligo di vincere, ecco, il discorso è quello. Lo stadio è chino di pannelli, lo tipo sopra con venta tribuna, a musica si sente solo una, Catania si nasquatte Serie A. L'incontro con il calcio per Ubaldo Righetti arriva a 13 anni. Alto e magro, tanto da sembrare più adatto al basket o alla pallavolo, arriva alla Roma per merito di Giorgio Perinetti, che lo soffia alla Lazio. Stagione 81-82, la partita è Cagliari-Roma. I giallorossi alla mezz'ora, grazie a Pruzzo su rigore e a Falcao su azione, si portano sul 2-0. I sardi rispondono e raggiungono il pari, ma la reazione della Roma è veemente. Prima Pruzzo e poi Falcao scrivono il definitivo 4-2, una vittoria che coincide con i primi 3 minuti in campo di Ubaldo Righetti.
Il tecnico Nils Lidholm, colpito da questo gigante alto quasi 1,90 m per 73 kg, un mese più tardi, il 23 marzo dell'82, in occasione di Bologna-Roma, concede al difensore i primi 90 minuti della sua carriera. È stato a Bologna, Roma-Bologna, quindi Lidholm mi buttò nella mischia, però qualcosa avevo intuito già la sera prima perché Lidholm, da grande maestro, da grande allenatore, qualche segnale riusciva sempre a mandarlo, quindi una grande emozione, riuscii anche a dormire tranquillamente, molto carico in quella partita, quindi direi che da lì poi ho intrapreso la grande carriera che mi ha portato a grossi successi, ma questo è dovuto soprattutto alla grande maestria di Lidholm. Dopo l'esordio, il giovane di Latina nel campionato successivo 82-83 vive un sogno chiamato scudetto. Al termine di un testa a testa con la Juve, la Roma conquista il tricolore. Una sfida, quella con i bianconeri, che il difensore non dimentica. Proprio in quella stagione all'Olimpico, Righetti qualche anno più tardi ammette una sua responsabilità nel gol del 2-1 della Juventus. Segnò Sergio Brio su assist di Platini, ma la leggerezza del difensore giallorosso su Bettega fu determinante per consentire la vittoria alla rivale di sempre. Nonostante la sconfitta, la Roma il 15 maggio dell'83 si laurea campione d'Italia. Un successo che Righetti lega fortemente ad una persona. Da come si è preparata, da come si è vissuta durante la stagione, dal rapporto che abbiamo fra di noi, da quello che si è creato, il gruppo, dalla grande padronanza di Lidholm, la grande capacità che avete di trasmettere sicurezza e forza questa persona, il presidente Viola, ma soprattutto la grande armonia che regnava in quel momento. Una vittoria che ha dato il via alla lunga festa giallorossa. Ma io ho seguito Brunetto perché erano bottiglie in continuazione dentro gli spogliatoi, quindi è stato fantastico. Tutto brillava in quel momento, poi il ritorno da Genova praticamente che abbiamo atterrato a Ciampino e lungo il raccordo che era una marea di gente, quindi impressionante. Noi con questo pulmino abbiamo attraversato Roma, sembrava di vivere un sogno, ci guardavamo in continuazione, noi giocatori, si cantava, si è continuato a cantare per tutta la notte, quindi direi. E sono ancora vivi quei momenti, quando ci capita di rincontrarci e stare insieme, li riviviamo ed è bello. Nelle sue 7 stagioni alla Roma, il momento più amaro risale alla finale di Coppa Campioni con il Liverpool. Per noi l'abbiamo vissuto sicuramente con grande tensione, perché per noi era la prima volta affacciarsi in una competizione del genere, una finale a Roma e poi contro il Liverpool che era, diciamo, la squadra più forte a livello mondiale. La tensione si è già vissuta sotto gli spogliatoi prima dell'ingresso in campo, dove abbiamo visto i giocatori del Liverpool scherzare, ridere, Grobbelaar che praticamente faceva lo spiritoso e faceva i versacci all'arbitro senza che lo vedesse naturalmente. C'era questa spensieratezza, questa sicurezza da parte loro, da parte nostra la tensione c'era, questo è inutile nasconderlo, perché una finale a Roma di fronte al proprio pubblico non capita tutti gli anni, insomma, e un po' questo ci ha condizionato, perché abbiamo avuto poi qualche giocatore che ha avuto qualche problema fisico in campo, però nonostante tutto siamo riusciti a disputare una buona partita. I giallorossi perdono la finale ai rigori, ma il penalty calciato dal 21enne Ubaldo Righetti fu una grande dimostrazione di coraggio e freddezza. 21 years old is Righetti, the man now taking this penalty for Roma. Can Grobbelaar save it? No. So that brings it back level. 2-2 on penalties. Poi i calci di rigore, lo sappiamo, è un terno al lotto, un punto interrogativo e lì abbiamo peccato. Liverpool are European champions! Nel 1984 Eriksson prende il posto di Lidholm. Il centrale giallorosso parte titolare e disputa tutte le 30 partite e inoltre in Roma Ascoli del 14 marzo realizza il suo primo e unico gol in campionato. Bello, perché mi ricordo anche gli schiaffi calci che mi ha dato Roberto Pruzzo, perché era il quarto gol, mi pare. Quindi poco significante ai fini del risultato, però molto significativo e importante per me.
correvo per tutto il campo e Pusi mi diceva: ma dove corri che hai fatto il quarto gol che non serve a nulla. Il ragazzo di Latina il 14 giugno del 1986 con la Roma conquista la Coppa Italia battendo in finale la Samp. Un successo ottenuto grazie anche al gol di Righetti realizzato all'Olimpico contro la Fiorentina nella semifinale di andata. Gol, vittorie, sconfitte ed emozioni gelosamente custodite nel libro dei ricordi. E quando il gigante arriva al capitolo compagni, il suo pensiero si ferma a Bruno Conti. No, dico, sono parecchi, però quelli che ho il rapporto più stretto, anche più frequente, non dico quotidiano, anche per le distanze, è con Bruno Conti. Quindi ci sentiamo spesso lo vengo a trovare, col fatto di aver lavorato anche con Roma Channel, insomma, mi dà la possibilità di frequentare Trigoria, di incontrarci. Lui è stato per me importante, come è stato importante Falcao inizialmente, quindi mi ha preso un po' sotto l'ala per intraprendere anche questa carriera ed è stato importante, però Bruno rimane un punto di riferimento costante e vivo anche oggi. Nel 1987, dopo 169 presenze e 2 gol, Ubaldo Righetti saluta la Roma. Ma il difensore nel suo cuore continua ad indossare la maglia giallorossa. L'esordio, lo scudetto, 2 Coppe Italia, vice campione d'Europa, finale a Roma, la possibilità che mi ha dato l'esordio di arrivare in nazionale e quindi direi alla Roma posso solo che dire grazie. Sta crescendo moltissimo il territorio delle Madonie e la federazione vuole che Palermo ritorni, o meglio continui ad essere una delle federazioni più importanti. Io dico sempre una frase: mi sono occupato per lungo tempo e continuerò ad occuparmi di calcio di settore giovanile. Noi sappiamo benissimo che le statistiche dicono che ogni 20.000 calciatori dei settori giovanili soltanto un bambino arriva in Serie A. Il compito dei dirigenti della Federazione Italiana Gioco Calcio, di cui ho l'onore di essere un componente, è quello di essere vicino moralmente agli altri 19.999, perché quelli saranno i nostri ingegneri, i nostri pompieri. Colgo l'occasione per ufficializzare anche l'assegnazione del premio Un Uomo per lo Sport a Fabio Capuana ai prossimi Penalty Awards che si svolgeranno a Palma di Montechiaro il 7 di agosto. Quindi una doppia soddisfazione il fatto intanto di essere qui stasera, ma anche di riceverlo ufficialmente. Di questo ti ringrazio, ne sono onorato, mi cogli di sorpresa perché non... effettivamente non ti avevo anticipato nulla, però mi cogli di sorpresa in questo caso è ancora più bello. Mi emozioni ancora di più e sono felice. So che ci sarà anche Sandro con me, sarà premiato tutto il Gotha del calcio. Esatto, sarà premiato. No, il Gotha io no, io sono il Gotha del calcio dirigenziale siciliano. Esatto, quindi ci sarà Sandro, io sono al servizio della federazione e ti ringrazio di questo. Abbiamo iniziato questo percorso nel 2016, molti dubbi, molta diffidenza. Alcuni ci scambiavano addirittura per uno sponsor. Quei tempi fortunatamente sono sepolti, i detrattori si sono ricreduti e noi siamo riusciti a dire quello che abbiamo sempre detto, cioè fare uno sport a misura dei ragazzi, cioè i protagonisti sono i ragazzi e non tutto quello che gira intorno nel calcio dilettantistico o meno. Tutte le istituzioni ci sono vicine, abbiamo già predisposto tutta la progettazione necessaria, l'amministrazione giudiziaria gestirà tutta la fase dei lavori e bisogna ringraziare il Ministero dell'Istruzione che ha individuato delle risorse per destinarle alla realizzazione di un centro di prevenzione educativa per l'emergenza educativa qui a Montespaccato. Aggiungeremo delle risorse noi e parteciperemo anche al bando Sport e Periferia. Sono sicuro che a settembre o ottobre, quando sarà per la ripresa del campionato, questa struttura sarà ancora più bella e ancora più confortevole. E poi l'altra cosa che mi piace dire, tante disponibilità gratuite che sono state assicurate nei confronti dell'Asilo Savoia, come quella di Marco Amelia e come quella di tante altre persone che hanno costituito uno staff giovane, magari poco conosciuto ma sicuramente molto coeso e che è stato accolto dai ragazzi in perfetta armonia. Una storia nata quasi per caso. In un campo rionale organizzammo i nostri primi eventi amatoriali. È lì che abbiamo capito il potenziale dei nostri servizi di ripresa.
sempre più richiesti e sempre più diffusi tra i settori giovanili della città di Messina. La comunicazione sportiva 3.0 non aveva ancora abbracciato il dilettantismo, una comunicazione fresca, giovane, basata sui social. Gettando le basi allora per i contatti con le prime squadre, aumentò il bacino d'utenza in tutta la regione. Il progetto di diventare la voce del calcio dilettantistico siciliano era appena iniziato. Uno step fondamentale per l'espansione di Wii Sport fu infatti quello di estendere i nostri servizi dalla provincia di Messina alle zone limitrofe, Catania e Palermo in primis, riscuotendo grande successo. Fu lì che decisimo di ampliare la nostra offerta, passando dal semplice servizio dei lights domenicali alla gestione dei social media e delle società sportive. La svolta fu quella del bando Resto al Sud, un pazzo viaggio di Claudio a Roma che ci permise di convincere Invitalia a investire su Wii Sport, che da SD adesso diventava una società. Cambiava davvero tutto, cambiava anche il nostro modo di approcciarci al lavoro. Iniziamo le prime collaborazioni a Cavo d'Orlando e in Calabria con grandi eventi estivi. I procuratori passavano da noi e allora la mission del calcio giovanile aveva davvero preso la strada giusta. Questa iniezione di fiducia e di liquidità, inutile nasconderlo, ci permise di alzare ulteriormente l'asticella, investendo in nuove attrezzature e lanciando il nostro sito web, wisport.it, un portale interamente dedicato al mondo dilettantistico e di settore giovanile. Di lì anche la creazione del nostro nuovo ramo di azienda, WeADB, dedicandoci alla comunicazione a 360 gradi. E adesso succede che non ci basta più. Dalla Sicilia siamo passati in Calabria, dalla Calabria siamo arrivati fino al Lazio, con piccole tappe anche in Lombardia. Succede che Wii Sport con 5 persone qui a Messina conta oltre 30 operatori in tutta Italia. Succede che Wii Sport non si vuole fermare e chissà cosa possa fare in futuro. La nostra decisione è piuttosto evidente. Abbiamo scelto di restare nella nostra città per creare qualcosa di importante. L'abbiamo fatto insieme a voi che ogni giorno ci inondate di messaggi e ci fate sentire il vostro affetto, perché il futuro è appena arrivato e noi non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Penalty Awards 2017 è tutto il calcio dilettantistico del quale il calcio vero non parla mai, ma i discorsi seri li fanno loro là sopra. Io in questo momento mi trovo nei camerini qua sotto e vado a disturbare, non c'è nessuno perché mi hanno visto con la telecamera, si sono nascosti, ma io li vado a disturbare. Vediamo. Permesso, posso? Allora, io mi chiamo Esael, Emanuele Pavano in arte Esael, sono un cantautore. Ah, quindi canterai? Canterò, sì. E sono stato invitato da Ettore perché sono finalista al Capitalent 2017. È un talent radiofonico di Radio Capital. Che conosco, che io conosco. Abbastanza conosciuto, sì. E quindi quest'anno con la mia canzone Parigi muore arriverò sono in finale. Parigi muore, però che... Esatto, però sì, è una metafora. La pioggia cade lenta sul mio viso, cancella tutti i baci che hai lasciato, salire insieme in cima alle speranze, ma ricadere solo nel mio vuoto, di notte le mie mani nel mio letto senza te. Io vorrei avere la tua voce, guarda, faccio io Parigi muore, però non ti devi offendere, eh? Mi permetto di cantarla solo perché ci sei tu qua davanti. Ok. Mentre nel mio cuore Parigi muore. Allora, intanto ringrazio Ettore e saluto tutti coloro che vedranno questa bellissima rubrica Backstage. Un saluto da Esael. E non tagliare la canzone, mi raccomando. Non la taglio? No, non la tagliare. Io non la taglio allora. Non la taglio. Lo facevo per te. Me l'ha promesso, Me la beccate tutta quanta la canzone, Parigi muore. Però questo microfono qua lo leviamo, faccio scegliere voi, lo levo il microfono oppure lo tengo. Siete pronti? Perché tra poco salirete sul palco. Sì, abbastanza carichi. Come vi chiamate? Io Giuseppe. Io Claudio. E ballate? Sì. Ma balli anche tu? Sì, certo. Se voi potesse essere il protagonista di un film che già esiste, quale film sarebbe?
Bella domanda. Vai, dillo. Io subito Jack Sparrow dei Pirati dei Caraibi. Capitan Jack Sparrow. Tu invece? Non ho la più pallida idea, sinceramente. Non lo so. Per tutti quelli che stanno dicendo a Vaia che non gli viene in mente, sappiate che questi due poverini disgraziati fra pochissimo devono andare a ballare, si stavano preparando e hanno beccato me che gli rompo le palle qui sotto. Cosa fai qua? Io lo so, però dillo anche agli amici che ci guardano. Ma canto, o meglio ci provo. Penalty Awards, tutto il calcio dilettantistico del quale il calcio vero non parla. Ti voglio fare una domanda che non c'entra niente col calcio. Meno male, perché io di calcio sono poco incline. Ma pure io. Oh my gosh, look at her butt. Se tu vorresti essere il protagonista di un film, Sì. che film? Io già mi immagino la risposta. Non lo so, io forse mi vedo un po' come il protagonista del film di Io e Annie di Woody Allen, non so perché, come tratti caratteriali, un po' nevrotico così. Io so, è strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente, io... Comunque io sono qua per il caffè, non vedo caffè, insomma. In Hai realtà preso il caffè? Non ho ancora capito il motivo per il quale io mi trovi qui adesso, per cui... Ma non sono devi un attimo suonare? sconnesso. Sì, dovrei suonare, probabilmente, ma ancora non lo so. Magari suona lui. Tipo sociale, insomma. Vabbè, era fiacco, gli facciamo fare un altro. Tutti gli amici di Penalty. Yeah, ciao. Ciao. How are you? People say, yo, Humpty, you're really funny looking. Deduco che voi siate ballerini. Sì. E allora che cosa ballerete? Che tipo di musica ballerete? Allora, sarà un mix di rumba e ciaccia. Aspetta, chi è? Dove sei? Sto bene. Va bene, quindi fra quanto vi esibite? Non lo so, le 7. Salve, allora mi hanno detto che lei è la maestra di ballo, giusto? Sì. Come sono questi allievi? Fantastici. Vabbè, ci mancava il poter dire. Bravissimi. E che si sono preparati? Sì, mi fanno un po' disperare, però alla fine poi il risultato è ottimo. Saluto finale a tutti gli amici di Penalty, però mi sembra giusto farlo tutti insieme, quindi io mi metto qua. Entrate tutti all'inquadratura. Ciao! Ciao! Posso avanti? Sono per l'intervista, salve, volevo fare una breve intervista per quello che si sta per svolgere, ho sentito cantare. Ah sì, io sarò l'apertura del programma. Allora, posso entrare? Certo. Ah, questo è il suo camerino, tutto per lei. Ah, ci dica, lei ha una voce meravigliosa. Come si chiama? Io sono Antonio Costa. Antonio Costa. Costa. Sì. Ho sentito quindi un tenore. Un tenore, sì. E mentre entravo, voglio fare un piccolo spoiler, l'ho sentita cantare All'alba vincerò. All'alba vincerò. Allora, fondamentalmente io non sono appassionato di calcio, ma so che questo premio che Ettore Tortorici ha creato è alla 4ª edizione. Sì. E che durante lo svolgimento di questo programma ci saranno delle premiazioni a parecchi giocatori del campionato siciliano. Prepariamoci! Ecco qui te. Eccolo qui, Ettore Tortorici, ne parlavamo, hai visto? Parli del diavolo e spuntano le corna. Ettore, parlaci un pochino di questo Penalty Awards. Allora, Penalty Awards è giunta alla sua 4ª edizione, è un evento che racchiude praticamente il meglio della stagione agonistica dilettantistica del calcio. È una passerella per i giocatori che sono meno famosi, quelli che guadagnano molto di meno, e quelli che ogni domenica invece fanno un sacrificio perché magari lasciano la famiglia, lasciano gli amici, lasciano il lavoro pur di andare a rincorrere una palla in uno dei tanti campi polverosi della nostra bella Sicilia. Quindi fanno i chilometri. Tanti chilometri. Rimettendoci soldi. Anche alcune volte. Alcune volte, non sempre, ma molto spesso. E giocando anche in situazioni. Vabbè, comunque lo scopriremo durante questa puntata. Lo scopriremo solo vivendo. Lo scopriremo solo vivendo. Da Ciccio, Ettore che oramai si è dileguato. È andato. È andato.
è Antonio Costa. Per il momento, ma solo per il momento è tutto. Ci racconti un pochino, perché è qui? Sono stata invitata per questa premiazione. E cosa si aspetta di vedere? Penso che faranno tante congratulazioni a questo signore che ha lavorato parecchio bene. Tutto qui. Non possiamo stare qui ad aspettare. Comunque va bene, come si sta trovando per ora? Bene, c'è parecchia gente, sono contenta. L'importante è questo. Un'altra domanda le voglio fare, che è sulla finora... Troppo difficile? No. Allora, lei intanto di calcio lo segue, il calcio lo segue? Un po', non troppo, non esageriamo. Allora, lei ha un film preferito? Ci pensi ma non lo dica. Tipo trucco di magia, tipo prendi la carta, guardala ma non me la dire. Lei pensi a un suo film preferito, all'attore protagonista o attrice protagonista e ci dica qual è il film nel quale lei voleva essere l'attrice protagonista. Avrebbe voluto essere. La principessa Sissi. Sì, lo amo. Non se l'aspettavo. Evviva! Un saluto affettuoso a tutti voi. E io lo accetto. Ciao! Sotto di nascosto, proverai più gusto, vento sulla pelle, poi tempesta e mare grosso. L'idea di premiare i ragazzi giovani e le categorie calcistiche non so se sono dilettanti, non ne capisco molto. Meno, sì. Quindi, però è una bella idea, basta, e non mi ruolo di eliminare a casa. Ma come? Questo battito animale, Penalty, questo qua, programma, no, carino, Tortorice sembra carino, sembra gentile, sembra bravo, mi fa piacere che aiuta le categorie minori. Le volevo chiedere, parlando di penalty, cosa ne pensa di quello che si è visto finora? Devo dire che è una buona iniziativa e spero che abbia seguito, perché tante volte a Catania nascono delle cose e poi vanno nel dimenticatoio, è peccato. L'ideatore, il conduttore, che è un caro amico, Enzo Tortorice, è uno che quando fa le cose le porta avanti si spera per sempre, per un bel po'. Tanto ringraziamo gli organizzatori per averci invitato in questa splendida serata e grazie ancora. Spero che il nostro spettacolo sia stato di vostro gradimento. Come si sta dentro quella bolla? Fantastico, ve lo consiglio, anzi no, un po' pericoloso, però va benissimo. Si sta bene, si sta protetti. Ciao a tutti, ciao. Penalty Awards 2017, quarta edizione. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata.
Penalty Awards 2017. Presenta Ettore Tortorici. Buonasera a tutti e benvenuti alla quarta edizione dei Penalty Awards. Un saluto particolare intanto alla piccolina Gloria Paterè e al tenore straordinario Antonio Costa. Grazie. Che splendida apertura questa sera, e abbiamo deciso di inaugurare questa nuova edizione dei Penalty Awards con un classico che rappresenta la voglia di energia che ogni singolo giocatore, che ogni singolo atleta, che ogni singolo allenatore mette quando va in campo. Anche quest'anno naturalmente non poteva mancare questa kermesse che premia i migliori del campionato di eccellenza, di promozione, di prima categoria, e come al solito anche in questa occasione una passerella per tanti amici legati al mondo della musica, dell'arte, del giornalismo, ma anche e soprattutto della solidarietà. È una quarta edizione molto importante perché siamo ospiti di una straordinaria realtà che è quella di Belpasso, e allora mi sembra doveroso chiamare qui sul palco il sindaco di Belpasso, ovvero Carlo Caputo. Penalty Awards 2017, quarta edizione, un'esclusiva Play Village. Allora, signor Sindaco, ci siamo, quarta edizione, Belpasso ospita questa kermesse dedicata al mondo del calcio dilettantistico. Siamo contenti perché è veramente una location meravigliosa, non è soltanto questo bel teatro Nino Martoglio, ma tutto l'intero paese ancora una volta offre tantissimo, soprattutto per quelli che vengono dall'altra parte della Sicilia. Se lo dice lei mi fa più piacere, se lo dico io magari non sono tanto credibile. Sì, è stato un piacere ospitare questo evento sportivo. Noi come squadra di calcio quest'anno non siamo stati fortunatissimi, però so di alcuni movimenti che si stanno creando attorno alle nostre società, alle nostre realtà sportive, e quindi speriamo bene. E adesso passiamo alle nomination come miglior allenatore del campionato di eccellenza, e qui devo dire che guardando i nomi mi rendo conto che sono 3 nomi top del calcio siciliano. Abbiamo in nomination, e li invito qui sul palco, Giuseppe Pagana del Troina, Massimiliano Mazzara del Paceco e Giuseppe Strano del Palazzolo. Ciao Peppe. Ciao Massimiliano. Mister Strano, dove sta? Eccolo, sta arrivando. Le nomination dell'allenatore sono sempre quelle più difficoltose perché c'è sempre l'imbarazzo della scelta. Ciao, come stai? Tutto a posto? Bene. Allora, a premiare il miglior allenatore del campionato di eccellenza questa stagione, un dirigente vincente con la Sicula Leonzi, ovvero Davide Mignemi, che invitiamo qui sul palco. Miglior allenatore stagione 2016-2017, Giuseppe Pagana. Del Troina Calcio. Tra l'altro sottolineiamo una cosa importantissima, che anche se non si vince, io credo che la soddisfazione di stare in nomination è fondamentale, perché sono tanti gli allenatori, bisogna fare una scelta. Consegniamo a Giuseppe Pagana la targa come miglior allenatore del campionato di eccellenza, le altre 2 targhe sarà sempre Davide a consegnarle a Pippo Strano e a Massimiliano Mazzara. Carlo Caneva. Cogli l'occasione per lasciarti andare, tanto poi domani fingerai non ricordare. Non saprò il tuo nome, non importa dove, portami a ballare questo battito animale, questo battito animale, questo battito animale, questo battito animale, questo dammi tutto l'amore che hai. Dammi tutto l'amore che fai. Dammi tutto adesso mai più. Dammi tutto. So che di nascosto proverai più gusto, vento sulla pelle, poi tempesta e mare grosso. Non saprò il tuo nome, non importa dove, portami a ballare questo battito
importa dove, portami a ballare questo battito animale, questo battito animale, questo battito animale, questo battito animale, questo dammi tutto l'amore che hai, dammi tutto l'amore che fai, dammi tutto adesso mai più, dammi tutto. Dammi tutto adesso mai più, dammi tutto. È l'evento sportivo più atteso, la manifestazione più importante del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards 2021, ottava edizione. Sabato 7 agosto alle ore 18 con ingresso libero contingentato. Palazzo Ducale del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, Palma di Montechiaro, Agrigento. Penalty Awards 2021, ottava edizione. Era l'edizione 2017 presso il Teatro Martoglio di Belpasso. Anche in quell'occasione ci siamo veramente tanto divertiti, tantissimi personaggi sono venuti a trovarci e siamo contenti perché da lì probabilmente c'è stata anche una svolta sulla nostra manifestazione, più risonanza anche verso personaggi nazionali. Chiudiamo qui la puntata odierna di Aspettando i Penalty Awards, mi congedo da voi con la solita clip dedicata a Palma di Montechiaro e vi do appuntamento a domani.